Ciao a tutti amici di Grande Napoli, bentornati nel nostro nuovo podcast, Nato Podcast. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei più brillanti esponenti del panorama jazz contemporaneo napoletano, Walter Ricci. Grazie Benvenuto. per l'invito. Beh, brillanti in questo momento proprio perché tengo una cena, vedi, vengo da un aereo, un altro aereo, vabbè, tutto a posto. L'importante è che l'aereo ti abbia portato o riportato verso orizzonti positivi. Sì, mi ha portato assolutamente verso positività perché siamo stati a Catania e quindi abbiamo fatto, in realtà siamo stati ad Adrano, che è in provincia di Catania. Abbiamo fatto un concerto bellissimo per 500-600 persone in un teatro, non mi ricordo quante erano, comunque era sold out, è andato molto bene, molto divertente. Fantastico. Allora, Walter, dal 2006 una carriera brillante che continua a decollare, una vita da, con e per la musica. Ho saputo che un papà musicista, quindi Eh. l'origine è tutta lì. Sì, 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 mio padre è musicista e ha sempre tenuto a casa fin da... Io sono nato così, cioè sono nato e mi sono già trovato lo studio a casa, avevo uno studio di registrazione. Fantastico. Quindi mio padre macinava musica, tutti i giorni suonava gli strumenti, io toccavo gli strumenti musicali, quelli professionali, già da piccino, no? Che secondo me proprio quello è il punto, cioè che quando un bambino si avvicina alle cose da grandi, Eh sì, è là che poi cioè, rimane affascinato. certo. E io mi ricordo che da piccolo per me toccare quel basso era qualcosa di fantastico, toccare quella chitarra era... Bellissimo, sì. bellissimo. Quindi poi vabbè, hai scelto, diciamo, qualcuno di quegli strumenti per farlo diventare tuo in qualche modo. Tu lo sai che alla fine non ho scelto niente di quello che suona mio padre, È perché mio tipico padre, però, è esatto, tipico. no, O si perché emula o ci si distacca esatto, esatto. completamente. Infatti no, perché alla fine, cioè, voglio dire, la chitarra un po' mi accompagna, ma non lo so. Al basso un po' mi diverto, però alla fine il pianoforte è lo Eh strumento sì, che mi è piaciuto è di il più tuo prolungamento, è quello che ci Esatto. piace poi tanto vedere quando ti veniamo ad ascoltare, Eh, vedere e sentire. grazie. Senti, e quindi vabbè, tantissimi successi in questi anni, tante sonorità particolari, Eh, tante collaborazioni importantissime, Fabrizio Bosso, Chiara Civello, Mario Biondi, insomma, tanti amici sì, che sì, sì, ti sì. hanno accompagnato. Sono stato fortunato perché veramente penso che nel percorso artistico di un giovane, diciamo, Mm, no? Che mo forse non so più giovanissimo, ma dai. però, vabbè, però ecco, diciamo, devi fare gli incontri giusti, cioè contano gli incontri Certo. giusti. Gli step più importanti sono stati questi qua che hai citato tu, Mhm. diciamo, Fabrizio Bosso che mi ha subito portato sul palco. Nel senso, già ci andavo sul palco, però Fabrizio mi ha portato in contesti dove non c'ero mai stato Certo. prima. Quindi inevitabilmente poi ho conosciuto altre persone che erano in altrettanto contesti in cui poi ci sono andato attraverso loro, no? Mhm. Insomma, e quindi Stefano Di Battista, poi andando in Francia, conoscevo Stefano Di Battista, ho incontrato un pianista che si chiama Jean-Pierre Comot, e ho fatto anche un progetto con Fantastico. Jean-Pierre Comot, ho Mm. conosciuto attraverso lui Dede Ceccarelli, Richard Bonato, sono stato in contatto con musicisti pazzeschi. Pazzesche. E quindi grande crescita artistica e personale anche poi quando si Sì, fanno questi incontri, cioè si trattiene poi sempre qualcosa, no? sì, Mm. quando vai in Francia e sei costretto a farti una doccia fredda, perché vivi in uno studio, diciamo, di 3 metri per 3, Mm. perché magari, capito, vuoi stare là una settimana, 2 settimane, così Mm. cresci Eh umanamente. beh, ci credo. Vabbè, anche queste sono esperienze Sì, formative che concorrono, diciamo, alla assolutamente. crescita. Oppure dormire sulla valigia, pure questo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Ci credo. Quindi sonorità particolari, sempre un mix di grandi elementi, no? Che tutti insieme. Eh. Che cosa è successo recentemente su Te Stella Annanzo Mare? Un mare particolare? Raccontaci. È il Malecon. Esatto. No, vabbè, il pezzo in realtà Afreva, appunto, che è venuto fuori ultimamente, è un brano che, che nasce da un vero e proprio incontro, perché poi alla fine l'incontro è avvenuto sia con Mauro, insomma, con cui poi ci siamo sposati artisticamente per intraprendere una strada discografica piuttosto, perché io, avendo macinato tanti concerti, quindi avendo fatto proprio esperienza sul Mhm. palco, della musica, no, avevo avuto sempre molto poco tempo per dedicarmi a quella che è la carriera discografica, perché sai, la carriera discografica ci pensi sempre un po' di più Mm, a registrare un disco e a lasciare una traccia, sì. perché la devi studiare meglio, no? Devi capire bene cosa fare. Allora,
a 22-23 anni andai in Francia e registrai questo disco dedicato a Frank Sinatra. Ma Sì. per me era l'ovvio, Certo. l'ovvio totale, perché io sentivo Frank Sinatra e comunque tu sentivo tutti i Crooner, per cui fare un tributo a Frank Sinatra va Chiaro. benissimo, logica, Mhm. facciamolo. E infatti abbiamo suonato tantissimo in Francia. Per 2 anni abbiamo fatto circa 60-70 concerti, è stato Caspita, bellissimo. tantissimi. Molto, molto, Mm. molti concerti, molti Com'è il concerti. pubblico francese? Mi incuriosisce. Il pubblico francese è un pubblico molto Esigente, sì, eh? Mm. esigente, perché devi pensare che, per esempio, la musica jazz, poi erano contesti jazz o comunque world music in generale, comunque la Francia in particolar modo è la nazione dove si è sviluppato il jazz prima di qualsiasi altra nazione in Europa. Caspita, Eh non sì, lo sapevo. eh sì, perché l'America quando è approdata in Europa, proprio diciamo i musicisti americani di jazz Mhm. forti, la prima meta è stata probabilmente Parigi. Parigi. Mm. Cioè, quindi, che ne so, gente come Louis Armstrong, ma anche prima, insomma, approdavano a Parigi, facevano i viaggi a Parigi e facevano Fantastico. tournée in Mm. Francia. Quindi Mhm. immagino il pubblico francese, Abituato benissimo, sì, perciò esigente. molto esigente. E quindi là inevitabilmente ho incontrato gente pazzesca, musicisti pazzeschi con cui ho suonato. E... Ma perché stiamo parlando di questa cosa? Ah sì, perché... Sì, perché stavamo parlando della Freva, Esattamente. quindi la miscellanea, no, delle Esatto. cose. Quindi, diciamo, questo cocktail tra il Mm. jazz e la napoletanità, Mhm. e il Napoli, diciamo, Mhm. o comunque il dialetto, Sì. non mi chiama lingua, chiamiamola Ah, lingua, è la però nostra è la lingua, è nostra una lingua, sì. lingua. Mhm. Ehm, È nato proprio da sta roba qua, cioè dal fatto che io avevo macinato il jazz, non avevo ancora coltivato una carriera discografica Mm. come si deve, perché uno solitamente alla mia età avrebbe già dovuto fare 5, 6, 7 dischi. Io ne ho fatti 3, Mm. questo è il quarto, insomma, forse il quinto, ma ci fa buoni conti. Eh, Forse il no, quinto. perché, allora, Fred. tributo a Frank Sinatra. Come collaborazioni ho fatto 4-5 dischi Mhm. buoni, diciamo, anche molto belli. Poi ho fatto Stories, che è Eh un disco sì, del 2019. Ho fatto fantastico. un tributo a Nat King Cole, Mm. è uscito in vinile. Poi ho fatto nei post jazz, effettivamente questo è il Il quinto, sì. quinto. Questo è il quinto disco. E quindi ecco, se proprio così guardano, diciamo, anche gli step discografici, capisci che lì c'è il jazz, c'è la Mm. miscela ancora, c'è Napoli, perché ci sono Chiaro. pezzi in napoletano che ho cantato prima, ma anche nel primo disco di Frank Mm. Sinatra, canta Anna McCord, per Ah, dire, no? fantastico. C'è sempre stato, insomma, il pallino, anche perché poi, aspetta, tutto ciò bisogna dire che io nasco cantando in napoletano, Ah, cioè sì. nasco con la musica napoletana Mm. classica, perché Mm. mio padre, quello che mi ha fatto ascoltare fin da piccino, a 12 anni, Mm, mm. 11 anni, ma canto ancora da prima, però da lì che poi non capivo niente, cioè a 8-9 anni non capivo niente, Giustamente. cantavo ma non capivo, cioè che Il stavo cantando. senso di quello che stavi Esatto, cantando. non capivo, ero concentrato più sulla performance vocale, che mi Mhm. ricordo avevo una voce molto bianca, Mm. molto Vabbè, bianca, l'età. cosa bianca L'età. ovviamente, più che molto bianca, voce bianca, ed ero Mm. molto agile, avevo un'agilità pazzesca che poi nel tempo ho cercato di non perdere, ma Mm. inevitabilmente poi quando diciamo quando sei incosciente lo fai, no? Certo. Poi quando Poi la incominci inizi a a prendere... disciplinare un pochino, a misurare. Esatto, Mm. esatto, incominci anche un po' ad Mm. avere dei limiti, tra virgolette, che però alla fine, voglio dire, secondo me li ho gestiti bene, Eh sì. attraverso anche lo studio, e anche lì sono stato fortunato di sapere. Mm. Nello studio ho incontrato un paio di personaggi che mi hanno aiutato molto Mm. nella didattica vocale, Mhm. insomma, senza andare per vie particolari o Sì. metodi particolari vocali, semplicemente trattando la voce come se io cantassi l'aria Ah, che classica. bello, sì. Ecco, rimanendo nella La naturalezza libertà di, totale, esatto, di esattamente. farlo. E quindi, avendo fatto poi questi steps, diciamo, discografici, ad oggi mi ritrovo ad aver registrato un disco, di cui non vi svelo il nome, ma è un disco che non vi svelo il nome anche perché il nome direbbe tutto, insomma. Infatti. Il nome sarebbe proprio... E allora pian piano, Esatto, abituiamo pian piano il pubblico esatto, gli diamo delle siringhine ogni esatto, tanto esatto. di... E quindi il primo singolo di questo disco, che tireremo fuori penso ad ottobre di quest'anno, Mhm. se ci riusciamo, incrociamo le dita, il primo singolo è Afre, questo che dici, questo di cui hai parlato tu, perché è un pezzo esotico, tra virgolette, che tu, vuoi dire, rispecchia il sound di tutto il disco, Sì. quindi tutto il disco è esotico così, quindi c'ha le percussioni, Mm. c'ha la marimba, c'ha lo xilofono, c'ha le conga, c'ha
i bongo, Ah, che meraviglia, eh sì, esotico, hai sintetizzato perfettamente il sì, è concetto. super esotico il disco, Mm. però io, diciamo, ci ho messo tutto quello che è il mio bagaglio, diciamo, tra virgolette, melodico e Mhm. armonico, no? Mm. Perché ci ho messo io le mani direttamente sul pianoforte, abbiamo fatto le melodie Mm. che partivano, spesso sono partite da me, queste del nuovo disco specialmente, e poi le abbiamo sviluppate insieme. E quindi già proprio nell'approccio, no? Nel tirare fuori una melodia e nell'armonizzarla, si sente il jazz. E quindi è uscita una mescla, Eh no? sì, una Tra, come mescola. dicono gli Gli spagnoli. spagnoli. E come mai Cuba? Sono curiosa. Cuba, come mai Cuba? Cuba perché intanto volevamo prenderci le immagini, quindi la luce, i I colori. colori dell'Havana sono Sì, pazzeschi. Secondo eh, me ci sono per carità altrettanti posti meravigliosi nel mondo, sì, ma i colori che ti regala quell'isola sì, sì, sono sì. incredibili. Ma nell'architettura, proprio nel paesaggio, i colori che ti restituisce il tramonto, ma anche l'imbrunire. Abbiamo preso un tramonto, alcuni tramonti sono veramente da mozzafiato, Mm, sì. E volevamo quindi restituire anche le immagini a questa certo, musica, insomma, questa che mescla. meritano. Esatto, questa mescola. E quindi, no, la cosa bella è che siamo andati a Cuba, Mm. il primo giorno che siamo venuti a Cuba, siamo atterrati a Cuba e ci siamo mangiato una pizza, cioè in un Oh, ristorante mamma! napoletano, cioè Oh, bellissimo. mamma! Eh sì, da un amico Salvatore Mare Chiaro, c'è un Sai, ristorante che si chiama Mare Chiaro, è bellissimo. pensa te, pensa Salutiamola a te. Salvatore, è bellissimo. Ciao Salvatore, mua, ti voglio bene. Ciao Salvatore, devo venire allora perché io sono Esatto, stata a Lavana, però non ti certo. conoscevo. Sì, devi andarci perché sicuramente. Assolutamente. Eh, Bella storia secondo noi, cioè nel senso che comunque abbiamo tirato fuori 3 videoclip Mm, che tireremo fuori e fantastico. E picceremo in questi mesi. quando lo suoniamo live la prima volta a Live, Napoli? sai che ieri l'hanno chiesta, l'hanno Ah, richiesta, il fantastico. pubblico l'ha richiesta, abbiamo fatto una piccola versione al volo Mhm. proprio, perché comunque questa è una musica, questa del disco nuovo è una musica da trattare un po' coi guanti, da allestire bene, c'è bisogno degli elementi, no? Prima di parlare di percussioni, Mhm. coristi. Certo, Sì, torniamo sempre sul tema della mescla. Ci eh, sono tanti elementi che compongono la magia. esattamente, esattamente. E quindi sicuramente questo pezzo lo ascolteremo il 5 luglio. Ah, Alex fantastico. Basenato, Fantastico. venite, vi Vi aspettiamo. aspettiamo numerosi a questa serata. Abbiamo Il numero sopra in impressione. pressione per acquistare. E a poco a poco, a due battute, a Ok, va. volo. Sotto stella annanzo mare, tutte sere passa acca, una guagliona nei quartiere che tutte capo fa vuta. Sotto stella annanzo mare, tutte sere aspetta a te, e mi sbatte forte il cuore, caso mai ti accorge me. Grazie, grazie di Grazie a te. cuore. Sono fortunata. Grazie a te. Ho avuto un live così a stretto contatto. Va bene, quindi il 5 luglio 5 luglio, 5 luglio. iniziamo poi e poi pian pianino tutto il resto Sì, perché del poi sì, brano, dell'album. abbiamo dell'album, sì, sì, Mm, per fortuna abbiamo molti concerti quest'estate, bene. grazie al cielo. Poi tireremo fuori l'album e lì faremo varie presentazioni, ma saremo a Roma, saremo a Milano, ritorneremo a Napoli. Mm. Gli amici di Grande Napoli sono molto affezionati a te, Pure quindi io sono molto affezionato, pian piano gli daremo tutte le date e gli anche diremo io. dove No, possono ma ascoltarti in grande Na- Italia. dietro le mie spalle c'è il grande Ah, Napoli. e tu sei con noi. Va bene, facciamo un gioco 3 secondi. Ah, Come? mi piace questa Vai. cosa. New Orleans o la sanità? Ah, ma difficilissimo. Questo è difficile. Ce l'hai cantata. C'hai ragione, hai ragione. Ma facessi sta a New Orleans facendo la sanità. Bello, mamma mia. Secondo me ci sta gente della Ma sai sanità a che è New bello? Orleans. E come c'è Ci sta? sta, ci sta. Sicuramente. E invece la mattina o bacon o sfogliatella? No, io mi mangio la sfogliatella la mattina. Pure io. Sto bacon ci piace, però pomeriggio quando ti viene quella voglia di salato, Sì, sì, sai, sì, no, dopo è un fatto di pranzo. abitudine. Esatto. Un fatto di abitudine. Spritz o Negroni? Io vado sul pesante Negroni. Pure io. Ah, Tengo sto problema. mamma mia, mi sa che Non ti ce la do quello faccio, problema. spritz, sì, tutto fantastico. Io poi sono No. appassionata di gin, Ah, ok, quindi ok, ok. ogni volta me lo faccio, diciamo, comporre in maniera diversa. Mi sa che ti seguo La allora. prossima volta assaggiamo. Negrone, Negrone a te, Negrone a me. Esatto. L'ultima, jazz, mambo o tarantella? O tarantella jazz. Ah, della Jazz sicuramente.
Però mambe o mambe. Oh, mamma, mamma. Eh sì, siamo affezionati. Eh, Grazie di cuore. È grazie. stata una bellissima Anche per chiacchierata me, grazie Fabrizio. e salutiamo tutti quanti Walter e ringraziamolo per averci dedicato questo spazio. Ciao a Grazie a voi, tutti. grazie a voi.